Se cerchi una cartoleria dove poter fare i tuoi biglietti da visita e menù per il tuo ristorante, c'è la Pegaso. Quando pensi a una cartoleria, pensa alla Pegaso. Ci trovi a Borgo San Giovanni 111 e su WhatsApp al 328 63 57 832. Ti consegniamo a casa gratis e anche da casa puoi pagare con carta o bancomat. Per te solo il meglio e il meglio è la Pegaso. Ha stazionato questa mattina in Corso del Popolo, davanti al municipio di Chioggia, il camper vaccinale allestito dall'ULSS 3 Serenissima per intercettare la popolazione ultra sessantenne e consentire in piena facilità di ricevere la vaccinazione anti-Covid. In città, gli ultra sessantenni non ancora vaccinati ammontano a 216 unità. Oggi, domani e domenica, l'unità mobile somministrerà il vaccino Johnson & Johnson, che assicura con una sola iniezione la copertura contro il coronavirus. I cittadini possono prenotare la propria iniezione nel sito dell'ULSS 3 Serenissima o in quello della Regione Veneto. Possono optare per una fascia oraria a scelta a partire da oggi dalle 13.30 fino alle 19.30, domani dalle 8.30 alle 14.30 e poi domenica 23 maggio dalle 8.30 alle 14.30. Per questo primo esperimento sono stati messi a disposizione 72 slot vaccinali al giorno. L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Chioggia, che ha messo a disposizione gli spazi ed è stato uno dei primi ad accogliere l'appello dell'ULSS. Il mezzo è energeticamente autosufficiente. Al suo interno è presente un frigorifero biologico con controllo della temperatura, appositamente studiato per il trasporto dei vaccini e dei farmaci salvavita. 2 gli ambulatori. L'area di anamnesi, ambulatorio in testa al veicolo, ha una sua entrata indipendente e 2 postazioni per l'anamnesi. L'area vaccinale in coda, che comunica attraverso un varco con la prima, è dotata di lettino e ha la propria uscita autonoma. Nell'unità mobile è presente un bagno con 2 lavandini per l'igienizzazione costante delle mani. Doccia fredda per quanti, lo scorso 13 marzo, avevano partecipato sotto al municipio di Chioggia alla manifestazione Riapriamo l'Italia in salute, che aveva diffuso le tesi antivaccino da parte dei dottori Mariano Amici, Roberto Petrella e Franco Trinca, quest'ultimo già radiato dell'Ordine dei Medici. Nella circostanza, molti tra i presenti non indossavano le regole mascherina né mantenevano le distanze interpersonali obbligatorie per scongiurare la diffusione del contagio del Covid-19. In forza di un lungo lavoro di indagine, utilizzando ogni strumento tecnologico e telematico a disposizione, tra cui il riconoscimento facciale, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chioggia ha emanato in questi giorni le conseguenti contravvenzioni già notificate ad almeno 20 persone, alcune delle quali recidive. Gli agenti stimano in circa 40 i cittadini che in quel momento non utilizzavano la mascherina. Le sanzioni in questione ammontano a 200 euro ciascuna, con la possibilità di ridurre l'importo a 80 euro nel caso di pagamento immediato e senza contestazione. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Si avvicina l'estate e dopo i tristi episodi del 2020 c'è timore in città e tra i turisti dell'entroterra per le azioni delle cosiddette baby gang di giovanissimi, ovvero ragazzini e ragazzini che più volte hanno malmenato i loro coetanei fuori Chioggia, utilizzando la provenienza quale futile motivo per attaccare briga. A tale proposito, il segretario regionale del sindacato FSP della Polizia di Stato, Mauro Armelao,
chiede un'attenzione maggiore per il commissariato di Chioggia. Non è possibile, afferma Armelao, che oggi, 21 maggio, non ci sia ancora nessuno che parli di potenziare il personale della Polizia di Stato in vista del periodo estivo ormai alle porte. La stagione è iniziata lo scorso fine settimana e non si hanno notizie ministeriali relative ai numeri degli agenti che andranno a rinforzare gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle località balneari. Il personale del commissariato di Chioggia, prosegue il sindacalista, da ormai 2 anni lavora senza nessun rinforzo durante il periodo estivo, come invece succedeva un tempo. Il segretario del sindacato FSP focalizza la propria attenzione appunto sul rischio di baby gang. Esse si sono formate anche a causa di una mancanza di controlli preventivi assidui che si possono compiere solamente disponendo di più uomini nel territorio. Non possiamo, conclude Mauro Armelao, continuare ad accettare l'inerzia dell'amministrazione comunale, ma anche della politica. Non possiamo accettare che ancora una volta Chioggia sia esclusa dall'arrivo dei rinforzi che invece sono necessari. Auspichiamo quindi che il sindaco Ferro e i parlamentari eletti nella zona facciano sentire la loro voce al Ministero dell'Interno. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico ed importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. La Biennale c'è. Sulle manifestazioni della Fondazione Veneziana pesano responsabilità, oneri e onori di motore del rilancio culturale e turistico della città, simbolo degli eventi che preludono alla riapertura di Venezia. Un'investitura che la Biennale Architettura, dopo lo slittamento pandemico di un anno, ha accettato di buon grado, confermando con decisione la mostra How Will We Live Together, curata dall'architetto libanese Hashim Sarkis, preside della Scuola di Architettura del MIT di Boston. Quella che verrà ufficialmente inaugurata domani sarà un'esposizione forse ridotta nel numero delle partecipazioni nazionali, attenta al rispetto delle misure anti-Covid-19, contingentata negli accessi, ma certamente non minore. Apriamo i giardini all'Arsenale, dichiara il presidente della Biennale Roberto Cicutto, con una consapevolezza ancora maggiore di quanto il lavoro della Biennale sia specchio del mondo contemporaneo, che viene qui interpretato e talvolta anticipato dalle scelte dei curatori e di quanti vi partecipano con le proprie opere. Quanto mai profetico il tema a cui la mostra è dedicato: come vivremo insieme? Una riflessione che assume significati ancora più profondi in un mondo post-pandemico e che il direttore Sarkis riassume nelle particolari attenzioni dedicate da questa edizione ai cambiamenti climatici, alle diseguaglianze sociali, alle migrazioni di massa e alle nuove piattaforme di riconciliazione economica e sociale. La 17ª Mostra Internazionale di Architettura avrà luogo dal 22 maggio al 21 novembre, ospitando opere di 112 partecipanti provenienti da 46 paesi, con 61 partecipazioni nazionali e 17 eventi collaterali organizzati in diverse sedi della città. Non rinunciare ai rinomati galletti di Befed. Nel weekend chiama allo 041 52 28 088 o contattaci in Facebook al 339 20 74 632 e li riceverai direttamente a casa tua dalle ore 18:30 alle 21:30 del sabato e della domenica. Consegniamo a domicilio i nostri prestigiosi galletti targati Befed. Avrà luogo alle ore 18:30 di oggi all'Oasi Amahoro in lungomare a Sottomarina, dietro la Havana Pub in zona Bagni Europa, la presentazione pubblica del volume Una luddista per amica di Anna Maria Mariotti, con la partecipazione di Le Très Bien. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è invece obbligatoria al form di Google. I ricordi di un'esperienza inglese in Erasmus, di un'amicizia vissuta e mai tramontata, dei propri 20 anni e di quelli che sono passati nel mentre, sono solo alcuni dei temi del romanzo. L'autrice, docente di inglese all'ITIS Righi, nonché attrice con Le Très Bien e cantante jazz,
ha pubblicato per You Can Print la propria opera prima di 166 pagine, con i caratteri tipici del romanzo di formazione collettiva e generazionale.